Scesi lungo via Roma e, come sempre, davanti al bar di Ciancicone, mi colpisce sgradevole la vista del rudere del vecchio cinema teatro, che da anni è ancora lì a deturpare l'intera via. Non posso ogni volta non reprimere un moto di sdegno, ma allo stesso tempo il riaccendersi malinconico di care memorie. Primi anni 30, fu inaugurato con la rappresentazione niente meno di un'opera lirica. Lucia di Lammermoor, mio nonno novantenne, insistette per essere accompagnata a teatro. Non voleva assolutamente privarsi, forse per l'ultima volta, del piacere per lui immenso di ascoltare dal vivo un'opera lirica, in quel caso del suo Donizetti. Ogni ricordo riaffiora nei miei pensieri. Le mie immagini vivide nella testa mi fanno sentire sempre giovane. Il tempo deteriora, ma l'amore è qualcosa che rimane e resta sempre giovane come l'anima di questo cinema. Ricordo quando il cinema venne chiuso. Non è stato più uguale. Ricordo i fratelli Re che sparsero le pulci per il cinema. Erano delle pesti, ma il cinema era un punto d'incontro. Ricordo il rumore della pellicola, la puzza di bruciato quando andava in fiamme. Di quei pomeriggi in platea, il momento più emozionante era quello dello spegnersi delle luci, nell'improvviso silenzio, rotto solo dal ronzio del proiettore. Un fascio di raggi luminosi attraversava la sala. Magicamente sul bianco telone si animavano immagini e figure in bianco e nero,